Siamo con Mister Etis alla fine della partita tra Diadema Hockey Rolle Bassano e Hockey Tiene, è un 3-2 che dal mio punto di vista sta stretto, un Tiene che anche nel primo tempo finisce 3-2 sì, ma dominando in pista. Il secondo tempo nessun gol, ma continua a dominare, non riesce a portare a casa questa partita. Che rammarico hai, mister, di questa serata? No, l'unico rammarico sì, non aver portato a casa i 3 punti perché secondo me se lo meritavano i miei ragazzi. Il primo tempo, al di là dei 3 gol, credo che non ci siano state tante conclusioni in più da parte del Roller Bassano. Il primo tempo è stato dominatissimo a mio avviso da parte nostra, abbiamo continuato a tenere palla, avevamo una pressione giusta, corretta, portavamo a tenere, c'è stato per un momento che il Bassano portava la palla nemmeno 10 secondi, poi riuscivamo a recuperarla, quindi nel primo tempo io ero abbastanza tranquillo, abbiamo finito bene, i ragazzi erano messi bene in pista e il secondo tempo ci è mancata la conclusione in gol perché comunque anche lì abbiamo tenuto testa, sicuramente siamo arretrati un po' di più, non abbiamo tenuto la stessa lucidità in difesa come nel primo tempo, però occasioni abbiamo avute e il loro portiere ha parato tanto, quindi vabbè, è stato comunque a mio avviso una buona prestazione, 3 punti che purtroppo ci sfuggono dalle mani, però ci rifaremo, è ancora lunga la Coppa Italia. Sì, diciamo che un Tiene che abbiamo visto anche, ti sei permesso di cambiare 4 giocatori alla volta, vuol dire che avete una bella squadra, una squadra equilibrata, una squadra che può puntare molto. Qual è l'obiettivo di questo Tiene? L'obiettivo è di quelli importanti, sicuramente vogliamo riconfermarci in Coppa Italia e provare anche a fare qualcosa in più in campionato rispetto agli altri anni. Ho cambiato 4 giocatori perché volevo provare qualcosa di diverso dal solito, sicuramente faccio girare sempre tutti per mantenere comunque l'intensità alta e volevo provare una situazione diversa. A mio avviso il primo tempo non è andato male, appunto è mancato solo il gol e quindi dai, sono prove che mi permetto di fare magari così all'inizio, giusto anche per testare le prossime partite o capire se effettivamente possiamo riprovare e ritentare con questa soluzione.